Dall'ordinanza del 13 agosto della Regione Veneto che impone a tutti i lavoratori agricoli stagionali il test rapido per essere utilizzati nel settore agricolo, oggi con il coordinamento e l'accordo che abbiamo fatto con l'ASL 6, che qui ringrazio pubblicamente per la loro grande disponibilità che ci hanno dato, partono i test rapidi per i lavoratori, quindi essere utilizzati nel settore agricolo. La prossima settimana segnerà l'avvio della vendemmia 2020, una vendemmia particolare con lo spettro del coronavirus che aleggia tra i filari. Per questo l'ULSS 6 Euganea ha previsto un servizio ad hoc per circa 1000 lavoratori stagionali. Dalle nostre aziende cosa ci chiedevano? Ci chiedevano la modalità di operare, visto la nuova ordinanza del nostro governatore del 13 di agosto in materia di anti-Covid. E in maniera semplice si è inserito un numero dove le varie aziende possono chiamare e dove si possono far sì in maniera veloce i vari test sierologi, poi i successivi tamponi per le persone che iniziano a lavorare o che arrivano praticamente al nostro territorio per la mansione della vendemmia, ma anche per la raccolta praticamente delle mele, delle pere e degli altri praticamente ortaggi che ci sono in questa stagione. Una collaborazione importante per il comparto agricolo. I lavoratori che hanno necessità devono rivolgersi al Dipartimento Prevenzione dell'ASL 6, ma tramite le aziende agricole possono anche utilizzare i propri canali, quindi le organizzazioni agricole e l'EBAP, che è l'ente bilaterale delle aziende agricole, che danno la disponibilità già da subito per essere messi in graduatoria per appunto la prevenzione del Covid. La vendemmia promette bene, dicono gli esperti. La stagione è stata buona, sono però molti i problemi per chi lavora nei campi. Noi abbiamo sempre chiesto, le organizzazioni hanno sempre chiesto l'utilizzo di voucher semplificati, ma questo ad oggi non vi è la possibilità. I voucher semplificati è una nuova forma di garanzia sia per i lavoratori, ma soprattutto anche l'utilizzo di pensionati, studenti e lavoratori italiani per quelle attività agricole stagionali, quindi anche per la raccolta. La richiesta del voucher è una cosa importante per tutto il settore per dare probabilmente quella risposta veloce e repentina.